Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, benvenuto Massimo Privitera. Ciao Massimo. Ciao Marco Testoni, benvenuti a tutti. Allora, dunque, oggi siamo con un compositore, io a Massimo dicevo un compositore giovane, no, in realtà non è giovane, è di mezza età, stiamo parlando di Matteo Buzzanca, però un compositore che si è dato da fare tantissimo, sia nell'ambito di colonne sonore, di cinema, serie TV e quant'altro, ma anche e forse anche soprattutto di spot pubblicitari, che come sapete è un mondo in qualche modo a parte da questo punto di vista. Inoltre è anche un didatta, quindi credo sia veramente ricco di contenuti questa intervista, ma soprattutto Massimo, parlaci un po' meglio di Buzzanca. Allora, intanto ho avuto il piacere di andare nel suo studio milanese e parlare veramente un po' a 360 gradi della sua carriera, perché Matteo Buzzanca ha iniziato con fior di cantanti italiani come autore di musiche e testi per, figuratevi, Ramazzotti, Ermal Meta, Emma Marrone, Marco Mengoni, Luca Carbone Arisa, Morandi, Malika Yan, e poi si è dato alla composizione di musica applicata alle immagini, toccando sia l'aspetto cinematografico che quello televisivo. Nel suo carnet ci sono Pizza e Datteri, saremo giovani e bellissimi, per il quale ha avuto anche una candidatura come miglior canzone ai Nastri d'Argento, poi ha avuto per lo stesso film la candidatura al Ciak d'Oro e ha vinto anche il Soundtrack Stars Award alla 75esima mostra del cinema di Venezia. Poi diciamo che ha preso piede con alcune serie di un certo rilievo per la Rai e anche per lo streaming. Parlo di Per Elisa, il caso Claps, una colonna sonora notevole di cui abbiamo parlato nello specifico. Noi stiamo leggendo una serie TV tipo un cinecomic di supereroi, tutta all'italiana, e poi di Vincodino per gli amanti del calcio, il mitico Divino Cadina di chi era? Roberto Baggio, però non lo dire così per gli amanti del calcio. Stiamo parlando di uno dei più grandi, se non il più grande campione italiano. Lo so. E che sai che io non sono un cultore del calcio, quindi lascio la parola a chi ne sa. Ti vengo in soccorso, dai. Grazie. No, però a parte questo, veramente abbiamo parlato di didattica, perché insegna alla SAE di Milano, proprio tecnica compositiva, e poi in realtà abbiamo parlato proprio nello specifico di come si crea, di come si realizza una canzone per diverse tipologie di interpreti, perché veramente quelli che vi ho elencato, ma ce ne sono tantissimi altri, e per ognuno deve anche adattarsi allo stile di quel cantante, alla forma metrica di quel cantante e alla tipologia di testi che quel cantante interpreta. Quindi ci siamo focalizzati molto su quell'aspetto lì. Ma ci sono anche delle sorprese, abbiamo parlato anche di altro, perché poi come me lui è un appassionato proprio di colonne sonore e abbiamo parlato in dettaglio di qualche compositore che a noi due piace in particolare. Quindi gustatevi questa intervista a Matteo Buzzanca. Via, andiamo a sentirci appunto Matteo Buzzanca. Alla prossima, ciao Massimo. Ciao Marco, buona visione. Benvenuti a Soundtrack City nello studio di Matteo Buzzanca. Caspita, finalmente torno in uno studio di registrazione con un fior di compositore. Tra l'altro, parlare di compositore nel caso di Matteo è riduttivo, perché questo ragazzo qua, questo bell'uomo, che è ageless, non gli dai un'età. È solo che sto usando il profilo migliore. Perché è peggio di una prima donna, sappiatelo. Matteo, diciamo che è un personaggio incredibile dal punto di vista musicale, perché è veramente, anzi, uno dei rari personaggi che abbiamo intervistato nelle nostre tantissime puntate di Soundtrack City, perché veramente lui è a 360 gradi. Ma in che senso? Lui proviene intanto nel senso buono, infatti sottolineiamola questa cosa, perché non sempre chi ha una sorta di polistilismo, anche di eclettismo, poi riesce a quagliare in tanti ambiti, perché lui ha veramente, a parte il mondo delle connessioni di cui parleremo, serialità e non solo, ma lui viene dalla pop music, un autore, di canzoni, librettista, la vecchia liricista, come si dice, liricista, ma anche autore proprio delle musiche. In parte ho scritto anche testi delle canzoni, anche perché questa è una cosa che condivido con te adesso, una riflessione. Un autore di canzoni, anche se più compositore come me nel mio caso, una, come dire, supervisione sul testo, un'ispirazione anche lirica ce la deve sempre avere, perché se scrivi una canzone deve avere consapevolezza
del testo, perché poi diventa la materia prima Infatti. che convive con la musica, quindi ci deve essere un intreccio, un'unione, no? Quindi non ho mai creduto nel compositore che proprio non ha la minima relazione, no? con la parola, ecco. Anzi, Quindi in parte mi viene un po'. Allora, vediamo se me li ricordo tutti o una parte. non mi ricordo Eros io. Ramazzotti, Malika Yan, Rafael Gualazzi. Gualazzi, Esatto, io ammiro Luca Garboni, Luca Max Garboni, Gazzè, Emma Marrone, Marco Mengoni, Ermal Metal, ma cioè, tantissimi, veramente ne Patti hai. Bravo, Gianni Morandi, tantissimi. Ragazzi, mi rendete conto, l'emozione è enorme. Non diciamo, non si vede. non diciamo l'ultima e futura, perché quella è top secret. Infatti, no, Speriamo. anzi, non spoileriamo nulla, ma in senso positivo, perché esatto. incrociamo le dita. Ma detto questo, mi viene una domanda da farti. Ma cioè, a te piace più che altro partire dal testo, qualora tu abbia anche il testo già a disposizione, per scrivere poi la melodia, la musica per la canzone, o magari arrivi già magari con una melodia e poi su quella si appoggia un testo che magari il cantante di turno che trovi ovviamente da produrre o comunque da diciamo coordinare musicalmente. Sì. Guarda, io ti dico, io ho sperimentato i vari modi di scrivere una canzone. Principalmente quello che preferisco è quello che parte da una melodia, quindi da una progressione armonica, da una melodia che cerca anche di trovare una direzione in termini di tema, ok, lirico, okay, perché io sono più un compositore, quindi mi piace partire dalla melodia e poi trovare sopra le parole. Tante volte collaboro appunto con degli autori che scrivono poi le parole sopra o che hanno scritto. Altre volte invece sono partito da dei testi di qualcuno. È una forma più difficile quella di partire interamente dal testo, ok? Penso a dei cantautori tipici tipo Guccini, che partiva dal testo direttamente, no? Quindi è una formula che ho sperimentato, è proprio più difficile. E altre volte, cosa non insolita, è partire da una suggestione melodico-testuale, perché molto spesso una canzone parte da una suggestione melodico-testuale e quindi poi da lì si evolve, suggerisce sia lo sviluppo lirico sia lo sviluppo melodico, ecco. Quindi qua viene in gioco anche il fatto che tu sei un compositore di immagini e mi immagino che anche quando tu scrivi la melodia per una canzone, soprattutto adattandoti a vari timbri, certo, a vari artisti, anche. A vari stili, è come veramente se tu avessi davanti diverse tipologie di film di genere o serie di genere e devi adattarti a loro, ma avendo che cosa? La sceneggiatura. Certo, quindi il testo diventa la sceneggiatura, tu incominci a immaginarti delle sequenze per immagini e poi lì ci metti la melodia. Certo. Quindi comunque è lo stesso lavoro che fai certo, poi. è lo stesso lavoro, perché è un lavoro di trasposizione in ambiti, diciamo, semantici, adesso uso parole grosse, vai. in ambiti di significato, no? Differenti, però che hanno delle affinità, no? Perché proprio nella nostra cultura, nella nostra percezione ci sono delle similitudini che anche i meno esperti fanno, no? Degli accostamenti, ci sono delle concordanze che si riescono a, come dire, innescare grazie all'utilizzo appunto del suono, e quindi io immagino queste concordanze e cerco di esprimerle di più, di farle anche, come dire, a crescere, no? Nel film, con le immagini, ma anche con le parole. Quindi cerco sempre, come dire, una reciprocità, sia che sia una canzone, quindi una reciprocità col testo, sia che sia un film, quindi con le immagini e con i contenuti di quelle immagini. Senti, mi viene una domanda alla Marzullo. Sì. Dice, da fatti una domanda, datti una risposta. No, in questo caso ma quanto Matteo Buzzanca, autore di canzoni per diversi cantautori, cantanti, e quanto di Matteo Buzzanca, compositore, perché tu poi hai anche comunque un background, arrivi dagli studi comunque classici, esatto, chiamiamoli così, poi accademici, tradizionali, però poi ti sei dato la forma canzone, che comunque è una forma molto molto particolare, difficilissima. Tra l'altro la forma canzone si abbina al fattore di coloro che sono appassionati al mondo della musica applicata alle immagini, perché la canzone ti rimane dentro più magari del cantautore stesso che la canta e del testo, perché ti evoca subito un'emozione, una sensorialità emotiva e te la porti nel tempo, come una colonna sonora che rimane nell'immaginario collettivo, perché ti ricorda non solo le immagini ma soprattutto quell'emozione che ti ha dato. Quindi quanto di te in questa sorta di binomio di autore di musica pop e compositore di colonne sonore c'è quando ti approcci al mondo della musica applicata alle immagini? Io credo che ci sia sempre una coerenza da questo punto di vista, come ti dicevo prima. Io ho sempre pensato che la musica in qualche modo si veda,
Bellissima. Infatti addirittura scrissi un piccolo pamphlet, La musica si vede, perché è vero, perché nel momento in cui una musica suscita delle emozioni, suscita già in noi delle visioni, no? Che sono magari anche molto personali, ma sono delle proiezioni visive in qualche modo, sono dei sogni ad occhi aperti, no? Le canzoni, ma lo è anche il cinema. Quindi la similitudine è molto vicina. Quindi credo che ci sia, è una costante, credo. Ho sempre pensato come la musica come un'ispirazione visiva e la visione come un'ispirazione musicale, quindi trovo concordanza sia nella forma canzone che sia nel cinema. Ho sempre cercato appunto di dare, come dire, una suggestione visiva a tutto ciò che ho sempre creato, e lo stesso valeva anche per le canzoni in sé. Cercavo sempre di creare dei mondi che fossero come delle scenografie di quei testi, quindi non mi è risultato difficile farlo nella musica per applicata, ecco. Io da sempre considero il compositore di musica applicata alle immagini più del compositore classico, anche se in realtà anche nel compositore cosiddetto classico, o come diceva Leonard Bernstein, diceva il compositore di musica esatta. Lui questa cosa del nomenclare il compositore classico in maniera classica non lo sopportava, perché la musica è bella quando è esatta, diceva lui. Bellissima definizione. Ma secondo me il compositore è un pittore. Certo. Perché effettivamente tu dipingi qualcosa che è totalmente invisibile, perché noi lo percepiamo ovviamente attraverso l'udito, ma è invisibile ad occhio umano ed è la cosa più bella in assoluto. Quindi siete il pittore dell'invisibile. Certo. E in tutto questo, tra l'altro, dovete poi con questa invisibilità creare un'immagine che arrivi ovviamente attraverso l'udito, quindi è la cosa più complicata in assoluto. Certo. E anche estrapolare dei concetti. Come fa la musica a rappresentare dei concetti? Per delle assonanze che sono culturali, sono fisiologiche, sono legate proprio alla fisiologia che noi stessi abbiamo, no? L'alto e il basso, faccio un esempio, come il suono grave e il suono alto. Istintivamente un suono che so io che è qua, noi lo abbiniamo a qualcosa che sta in alto. Sì, bravissimo, esatto, alla perché testa, è acuto, perché esatto. è molto... Un suono grave lo abbiniamo a qualcosa di più viscerale, che ci sta più allo stomaco, quindi sono accostamenti che anche, diciamo, l'uomo della strada fa, perché appartengono alla nostra cultura, e la musica gioca attraverso questi meccanismi che sono tantissimi, e poi anche alle varie combinazioni, ai vari colori che si possono creare. Quindi la musica può esprimere dei concetti, o quantomeno, se non li esprime in maniera definita, ma soprattutto nel legame con le immagini, vanno a definirsi, vanno a, come dire, a enuclearsi dei concetti che magari non sono così espliciti, e il suono contribuisce a quello. È il non detto il suono, è come se fosse una sorta di pellicola che viaggia insieme alla pellicola principale. È la pellicola, come dire, è la pellicola delle emozioni, no? Che viaggia così. Adesso è in maniera un po' retorica, no, però è vera, è vera. Ma viaggiamo anche un po' di retorica, che ce la siamo dimenticata. Esatto, di emozioni, di psicologia, di concetti, che quindi contribuiscono a creare il film un'opera totale, ed è la magia che ci affascina quelli come noi. Ce lo siamo detti in una lunga... Noi siamo fan, a parte esatto. il fatto che lui è un musicista tout court, un compositore tout court, ma proprio siamo fan delle colonne sonore, quindi questo già, diciamo, che ci aiuta un po' di più, ecco. Certo. Senti, ma si vede da come ovviamente ti esprimi, da come la racconti, la tua musicalità, che tu sei anche un docente, perché tu insegni alla SAE a Milano. La SAE, insegno linguaggio audiovisivo applicato, quindi il linguaggio audiovisivo che c'è dietro appunto alla creazione di un'opera audiovisiva, no? Io spesso... Quanto è difficile insegnare una roba del genere? È difficile, però guarda, devo essere sincero che molti miei allievi giovani scoprono anche una materia quasi sconosciuta a loro, però che è interessante, molto curiosa, perché riescono dopo, almeno insomma gli incontri che faccio io, riescono a porsi in una maniera differente rispetto alla visione, si pongono in una maniera un pochino più scientifica, e quindi riescono a appunto scientificare anche quello che percepiscono loro, anche solamente a livello prima emotivo. Adesso gli danno un perché da un punto di vista più funzionale, più matematico in qualche modo. Infatti che la musica è matematica. Esatto, perché poi serve a chi crea, no? Riuscire a evincere una grammatica per poter andare poi a scriverla, una partitura, oppure anche appunto anche un film, a costruire anche un film attraverso anche le musiche, e non lasciarlo al semplice gusto personale, che il gusto personale può arrivare sino a un certo punto, ma quando tu devi arrivare a un grande pubblico, un pubblico vasto, il gusto personale non basta, a meno che tu non sia un genio. Il mio maestro di composizione diceva sempre
non serve studiare composizione a meno che voi non siate John Lennon, no? Paul McCartney, no, diceva Paul McCartney perché anzi non diceva Stravinsky, si cercava di essere un pochino più popolare, non diceva Paul McCartney, però le probabilità che voi non siate Paul McCartney sono superiori a quelle che voi lo siate, quindi è meglio che studiate in qualche modo. Questa è bellissima. Senti, ma tu sei d'accordo di quello che lo diceva anche molto spesso Ennio Morricone, parentesi, ovviamente chi fa il tuo mestiere di autore di colonne sonore deve essere per lo più funzionale alle immagini, certo. Però questa funzionalità non preclude il fatto che tu sia anche che tu mantenga la tua cifra stilistica, e lui ce l'ha, ve lo confermo. Andate ad ascoltare, ora ne parleremo per Elisa, il caso Claps, ma anche come Noi siamo leggenda e non solo, Trash, che mi è piaciuto anche. Come si fa a mantenere la propria cifra stilistica essendo comunque tra l'altro funzionali, e come diceva Morricone la migliore musica per immagini è quella che non si sente? Io su questa cosa qui avrei da dissentire. Allora, partendo da Morricone non è vero, perché non è il suo caso oltretutto. Infatti, tra l'altro, è giusto uno che si sente come si riconosce. Ma per fortuna si sente, si è sentita, perché siamo tutti rimasti innamorati dei suoi brani, che sono usciti dalla pellicola e adesso hanno acquisito un'autonomia loro, no? Forse era anche un cinema che lo permetteva questo. Sì, okay. Dava molto spazio anche alla musica. Quindi mi sentirei di contestare Morricone. Sì, contestiamo. Ma l'ho sempre contestato su questa, diciamo, affermazione un po' estrema. Però c'era dietro tutto un retropensiero, certo, ovviamente una polemica. Ma certo, è divertente farlo, anzi. E invece precedentemente, come si fa a mantenere una propria cifra stilistica? Allora, essendo funzionali. Funzionale. Io direi prima bisogna averla la cifra stilistica. Vedi, non è tanto mantenerla. Guarda, io credo che uno debba avere una visione e debba avere una propria cultura personale. Se ha una propria cultura personale, quindi la cifra stilistica, la propria firma si va a costruire nel tempo, ok? Grazie al proprio gusto, al proprio ascolto, ai propri studi anche, alle proprie tecniche. All'essere anche onnivoro, come ti dicevo prima, fuori dietro le quinte. A sviluppare, a studiare delle tecniche per comporre, ok? Nel cinema, purtroppo, ci si fa, anche perché il cinema è, come dire, lavora sugli stereotipi, e molto spesso nella musica, che anche arriva nella parte finale della produzione di un film, talvolta i compositori tendono ad appoggiarsi a degli stereotipi. Ecco, quell'approccio sicuramente non contribuisce a creare una propria cifra stilistica. Bisogna riuscire, come dire, a avere una propria visione e riuscire in qualche modo ad affermarla con i registi, cercando anche di trovare il compromesso con il pubblico. Io credo che il compositore debba essere garante della parte musicale per trovare, come dire, efficacia nei confronti di un pubblico. Ovvio che non può parlarsi addosso, ma deve vedere qual è la funzionalità, come dici tu, qual è lo scopo di quel progetto. E non è facile, perché riuscire a mantenere un proprio stile, al tempo stesso essere efficaci, è una prova di equilibrismo. Però la musica del cinema richiede questo, altrimenti non va fatta, altrimenti cambiamo mestiere. Fate altro, come dicevo io, lavorate in miniera e fate prima meglio. Ma per me un compositore deve rischiare da questo punto di vista. Io ho sempre amato gli artisti che rischiano, ok? Anche gli artisti che rischiano di cadere nel kitsch, ok? Sì, perché ci provano, provano. Almeno okay. Una linea direttiva. Certo, ci provano, talvolta non sempre va, ok? Poi il tempo ti dà anche, come dire, l'esperienza giusta per correre meno rischi possibili. Però per me bisogna provarci, anche perché anche i successi, e questo posso dirlo anche succede nelle canzoni, i successi non nascono dallo stereotipo. Non tutti, qualcuno anche nasce dallo stereotipo, però i grandi successi nascono comunque da un'invenzione che in qualche modo osa, esce un po' dalle righe, esce dal già detto, quantomeno dal già detto del minuto prima. Certo. Soprattutto. Sì. Quindi io sono per il rischio, con, come dire, le dovute accortezze. Con le dovute accortezze, esatto. Bene. Senti, ti faccio una domanda scottante. Ti faccio una domanda scottante, perché con Matteo veramente potremmo stare ore. Ma non solo a parlare di musica, perché lui è una persona veramente con un grande cervello. Oggi forse si dice una cosa che suona... la grappa grossa. No, invece ti faccio una domanda scottante, ma perché in realtà ne abbiamo parlato, ed è un concetto che io e Marco Testoni nel nostro programma, ma anche sulla mia rivista Colonne Sonore, diciamo che sul quale battiamo spesso, nel senso che
quanto è complicato parlare con chi non ti sa ascoltare, nel senso che molti registi, molti montatori e soprattutto molti produttori non hanno il senso musicale, non hanno la sensorialità emotiva di saper comprendere la musica che viene scritta per quelle immagini. Quanto è complicato, e tu hai qualche scamotage, magari lo insegniamo a chi ci segue, a chi ci ascolta, per poter fuggire a queste vorticose situazioni. È certamente un compito difficile ed è uno, come dire, è una delle skill che un compositore contemporaneo deve avere, anche la capacità di relazionarsi col team creativo. Molto spesso il team creativo è anche ampio rispetto ad una volta. I registi che affidavano al compositore c'era un'interazione quasi, no? Su due fronti, talvolta affidavano nulla. Esatto, io immagino gli stessi compositori i nostri che abbiamo avuto, che facevano 20 colonne sonore l'anno, non avrebbero potuto i registi mettersi a sindacare troppo, perché altrimenti non avremmo avuto quella produzione così sterminata. Infatti. Adesso invece chiaramente le produzioni sono cambiate, anche perché sono diventate stratificate, ci sono tante persone, quindi il compositore deve essere uno diplomatico, però io credo che debba essere uno che abbia anche una sua spina dorsale. Okay? Io devo essere sincero che ho trovato talvolta anche divergenze di opinioni, ma in qualche modo sono sempre riuscito a interagire, perché se poi credo dimostri di avere una competenza, una conoscenza e anche una passione, perché io quello che faccio lo faccio con grande passione, si sente. Non lo faccio tanto per, e quindi poi alla fine ho sempre trovato, diciamo, l'accoglienza dei registi e anche dei produttori, talvolta anche difficili, però alla fine in qualche modo sono riuscito sempre a un colpo al cerchio, un colpo alla botte, sono riuscito a fare quello che ho voluto. Poi sono stato anche fortunato, mediamente ho trovato delle persone intelligenti e capaci, ecco. Senti, io te l'ho detto già prima che ci incontrassi, dimmi, vai. Però allora dico, finisco il discorso. Quando non trovo quelle persone capaci, tu dici, beato Buzzanca, è stato fortunato. No, me ne vado via. Perché come dice il mio caro amico, nettamente, se mi danno un progetto sono contento, se non me lo danno sono più contento. Certo, patisci meno. Questo concordo, ma devo dire che molti tuoi colleghi hanno questa forma mentis, quando uno se lo può permettere, ovviamente uno può anche avere giustamente l'agio di poterlo fare. Il problema è quando usi magari la prima esperienza e ti capita veramente, certo. E lì, vabbè, lì ti devi fare le ossa, grazie, esatto, la pelle le ossa, spessa, infatti, come il famoso pullover, maglioncino. Esatto. Senti, invece, parlando dei tuoi lavori per la serialità, soprattutto la serialità televisiva, tu hai questa colonna sonora che io amo tantissimo, che è quella per Elisa, il caso Claps, bellissima, ma anche quelle altre che ho citato nella presentazione con Marco in testa a questa intervista, ma che vi ho già enucleato poc'anzi, devo dire che trovo una tua cifra stilistica. Mi piace molto come usi anche determinati strumenti o l'elettronica, che non è neanche lì, si può cadere sempre nella banalità, ce lo siamo detti. E però devo dire che questa colonna sonora di questi 6 episodi della Rai, il famoso caso Claps, che è conosciuto in tutto il mondo, devo dire che hai fatto un lavoro incredibile, perché hai mantenuto intanto il tuo stile, che è uno stile, te lo posso dire, ricco di profondità intellettuale. Grazie. Cioè proprio si capisce che c'è dietro un pensiero, un'analisi, e non è subito mettere la prima nota che capita e buttarla lì. Grazie, questa cosa mi rende questo molto te lo felice dico veramente che venga colta. Ecco. Con estrema sincerità te lo dico, non per fare come si faceva una volta la famosa piaggeria, la sviolinata, no, per nulla. Perché effettivamente è una colonna sonora che più l'ascolti, più la vuoi ascoltare e più ti crea emozionalità, e anche se non hai visto la serie, comunque riesci a percepire ogni singolo momento sia topico che emozionale proprio della serie stessa. Ma intanto raccontaci un po' come sei arrivato a lavorare con Marco Pontecorvo, un regista importante per questa storia molto importante, con caso quel clamoroso che devo dire che ancora oggi ci martella non poco. Guarda, io stavo lavorando, noi siamo Leggenda, questa serie TV sui supereroi italiana, poi con Carmine Elia, regia di Carmine Elia. Che c'è quella canzone che ti ho detto che mi piace tantissimo, quella di Indietro nel tempo, con Jaydar che canta. Ascoltatela, Jaydar. Esatto. E il montatore, Marco Garavaglia, ha consigliato a Marco Pontecorvo di prendermi in considerazione per la colonna sonora di Elisa Claps. Marco Pontecorvo giustamente ha voluto un provino, e io ho fatto un provino. A Marco Pontecorvo gli è piaciuto, e quindi lo ringrazio, perché io ci tenevo a farlo, perché era un progetto che sentivo nelle mie corde, era una cosa anche che aveva
una certa drammaticità, e io un dramma di quel genere non avevo mai avuto l'occasione di farlo, però sentivo, anzi, che c'era, esatto, e Marco mi ha dato questa possibilità. Oltretutto lui è una persona veramente squisita, figlio di Gillo Pontecorvo, già figlio di cotanto regista. È stato anche un onore lavorare con lui, veramente, guarda, ho fatto di tutto, volevo anche collaborare, e credo che questa collaborazione abbia dato i suoi frutti molto positivi, quindi sono la voce di Elisa Claps, no? Che è diventata questa canzone Fiore Bianco, che è nei titoli di testa. Racconta perché Fiore Bianco? Fiore Bianco perché dovevo trovare appunto un concetto, vedi, l'intellettualismo, l'ispirazione da dove nasce, guardando le immagini. Allora, siccome dovevo essere anche delicato nel costruire una canzone che fosse la voce di Elisa Claps, non poteva essere una canzone troppo drammatica, perché sarebbe stato retorica e avrebbe corso troppi rischi, e quindi cercavo un medium, un po' un tramite, no? Sia da un punto di vista del contenuto che dei significati. Ho visto che nella serie c'è il diario che viene sfogliato da Gildo Claps e Gianmarco Saurino nel film, e ci sono dentro questo diario, tra le pagine di questo diario, dei fiori secchi bianchi. E ho immaginato che uno di questi fiori bianchi fosse il testimone tra lei e la vita, tra lei nell'aldilà e la vita, e quindi l'ho intitolata Fiore Bianco, e sono partito proprio da questa parola, fiore bianco, tu, no? Come se tu che sai la verità. Infatti, no? È l'unica. Esatto. Cioè, dimmi il perché sono successe queste cose, no? Quindi come se fosse il suo interlocutore, quindi un medium tra noi e lei. E da lì è nato questo pezzo, che poi ha avuto, diciamo, una buona presa, perché è andato anche oltre, addirittura hanno fatto delle manifestazioni contro la violenza di genere, quindi è uscito addirittura dal dominio stretto della serie, serie. E alla fine mi ha chiamato Gildo Claps, siamo diventati amici, e hanno dedicato a Potenza un parco intitolato il Parco del Fiore Bianco, che per me è stata un'emozione incredibile, però dà la misura di come una cosa pensata, con un certo, anche sentita e pensata, possa suscitare dei risultati in qualche modo, no? Che vada ben oltre, che quella è la cosa più bella. Possa innescare, anche dei meccanismi anche di condivisione, no? Sì, in questo caso questo è quello che è successo. Questa è la bellezza che sostengo da sempre del fatto di chi scrive musica per l'immagine. La grandezza di quella musica è quando quella musica non rimane solo ancorata a quell'immagine che supporta, che nobilita, che crea anche il non detto, quello che ci siamo detti anche poc'anzi, ma che riesce poi ad andare oltre e rimane, come rimane una canzone, come rimane un pezzo di musica classica, come rimane un pezzo di una qualsiasi musica e di qualsiasi genere musicale. Quindi quella è proprio la bellezza. Di fatti io ti dico, prima di vedere la serie mi ero innamorato della canzone, poi mi ero ascoltato tutta la colonna sonora prima di vedere la serie, perché volevo già entrare con un mood ben predisposto. Poi magari questa cosa mi viene disattenzionata, però devo dire che non succede in questo caso, anzi veramente è scritto una musica, ma non lo dico io, l'hanno detto gli attori del film, l'hanno detto il regista, e poi anche la dimostrazione di Gildo Claps che ti ha fatto i complimenti per questa canzone bellissima, che l'ha emozionato. Spero non solo per la canzone, per tutta la colonna sonora. Però a me piace, vengo da quell'esperienza della canzone e mi piace trasportarla nel film. E devo dire anche un'altra cosa, che nel film, scrivere una canzone per un film è cosa diversa che scrivere una canzone pop. Perché infatti questa canzone Fiore Bianco, come anche le altre che ho scritto, hanno un sapore cinematografico, e qua si potremmo fare un incontro e parlare delle canzoni per capire. Io mi sono sempre chiesto perché una canzone, ma io stesso me ne rendo conto che una canzone cinematografica non potrebbe avere una collocazione discografica, una canzone come Fiore Bianco. Perché ce l'ha? Perché per me evoca delle suggestioni visive proprio, è quello il fatto. Quindi ha anche una dimensione stilistica più appartenente a quel mondo della colonna sonora, che quindi ha i suoi legami con certi stili, con certi suoni, con certe orchestrazioni, parliamoci chiaro, ma che possono essere orchestrazioni non solo dell'orchestra classica. Sì, no, proprio orchestrazione nel senso proprio lato nel senso che proprio applicare
profondità. Esatto. Ma tra l'altro io allora a questo punto ti faccio una domanda, Sì. che questa cosa ce la siamo un po' raccontata, perché abbiamo parlato tanto prima di fare questa intervista, e devo dire con grandissimo piacere, e io sostengo, su questo vorrei fare un articolo prima o poi, o anche una puntata apposita, magari la facciamo io e te, Sì. sul fatto che non è vero che un cantante o un cantautore può scrivere una colonna sonora. Ma, La può scrivere, però facciamo i giusti distinguo. Ma allora io direi questo, che non la può scrivere se non ha le conoscenze musicali per farlo, ok? Ok. Ci sono probabilmente dei cantautori, magari molto pochi, che hanno una conoscenza musicale ampia e che può permettergli di approcciarsi al cinema, perché il cinema bisogna essere versatili per scrivere. Infatti, bravissimo. A meno che tu non abbia uno stile ben particolare, il regista chiede appositamente quello stile. Infatti, Lucio Dalla faceva Lucio Dalla, esatto, ma Branduardi, Conte. perché che so io, il film di tu hai citato Branduardi, no? Mi viene in mente State buoni se potete, ma perché lì il regista, allora siamo andati a vedere figuraccia Luigi Magni, regista di State buoni se potete, che poi fece con lui secondo Ponzio Pilato con Inuman Freddi, altra colonna sonora di Branduardi, ma però rimane Branduardi. Ma certamente, perché Luigi Magni vuole quella cosa lì, lo stornellatore, vuole quel modo lì di scrivere, quel mondo che appartiene anche al mondo dell'infanzia, in qualche modo, un qualcosa esatto, meraviglioso. E quindi c'è una scelta registica, una visione precisa, no? Come anche può succedere, che so io, in un film contemporaneo dove si chiamano i Daft Punk a fare le musiche, ma perché si sceglie quel tipo di musica che si ritiene adatta a priori. Altra cosa invece è adattarsi a delle immagini, tu devi avere la conoscenza che ti permette di spaziare e di anche assolvere a quelle funzioni che possono capitare lungo la strada, quindi devi saper fare un brano jazz magari, oppure un brano elettronico, dico io per dire. Quindi il cantautore, così idealmente, è una figura meno predisposta, talvolta io credo, questo lo dico senza polemica, no, senza polemica, anzi lo dico con la polemica. Bravo, polemizziamo. No, molto spesso si chiamano per una questione di etichetta. Bravo. È così, perché c'è l'elemento commerciale. Esatto, è come dice sempre un mio amico, attribuisco tutte le cose sconvenienti ad un mio amico che non esiste. Non spostano un disco, lui parlava della discografia, cioè nel senso non spostano un biglietto al cinema, perché la presenza di un cantautore in un film che fa la colonna sonora, primo, molto spesso il pubblico non lo sa neanche, lo scopre quando lo vede nei titoli di testa, ok? Secondo, non smuove veramente, io non credo che uno vada a vedersi, ma sì, magari una piccola percentuale, ma stiamo parlando di cose insignificanti. Cioè non è che ti guardavi Massimo Torisi perché le musiche le faceva Pino Daniele, che poteva permetterselo, ma poteva permetterselo, tra l'altro. Esatto, tu ti guardavi i film di Torisi, anzi godevi di questo sposalizio, ma era un altro concetto. Non l'ha mai usato nessuno e ti ammiro ancora di più. Che bello, lo sposalizio è meraviglioso. Sì, ma godevi di questa cosa, perché poi era autentica, non era chiamo quello perché così c'ho il nome, che ripeto, che non smuove un biglietto in più, anzi. Il bilancio costi-benefici mi sa che è sfavorevole. Vorrei dire, avrai cioè molto spesso si rischia di avere una colonna sonora, capito, legata alla consapevolezza, alla capacità limitata magari di quell'artista, perché non gli appartiene non gli appartiene quell'ambito creativo, ma poi c'è anche una questione di esperienza in quell'ambito creativo. Fare musica di un film e compositori per film che le fanno, che magari qualcuno avrà il coraggio di guardarci in questo momento, sanno benissimo che c'è un mestiere dietro che va coltivato, ma infatti ti fai supportare, aiutare e come si dice, coadiuvare, e diventa difficile improvvisarsi, soprattutto in un film anche di una certa levatura, no? Di una certa infatti tu hai citato Daft Punk, Tron Legacy non erano solo i Daft Punk, anche se hanno fatto i Daft Punk, come i Chemical Brothers in Anna e quant'altro. Però guarda, prima di passare alla domanda topica della nostra chiusura, la domanda finale, che lui già sa perché gliel'ho detta preventivamente, ma non è vero, non è vero. Non è stato informato dei fatti. No, non so nulla. Guarda che bello studio milanese. Ti volevo chiedere, che è una domanda sempre abbastanza anche questa ostica quando la faccio a un compositore. Che stile ritieni di avere? Stile libero. Stile libero? No, guarda, mi piace fare un paragone col tennis che va tanto di moda. Io sono un grande appassionato di tennis, bravo, almeno 2 volte a settimana. Grandissimo. Ecco.
si vede anche fisicamente che è tennista. E il tennis contemporaneo è un tennis, prima c'erano quelli che giocavano sempre dal fondo, no? I regolaristi venivano chiamati i regolaristi, giocavano dal fondo, no? Vedi Ivan Lendl così. Adesso il tennis è cambiato, bisogna saper far tutto. Quindi la domanda era... Che stile hai? Che stile hai? È uno stile che si adatta a tanti generi, perché li ho frequentati, perché ho scritto per tantissimi, la pop music mi è servita, poi anche i miei studi personali mi sono serviti, si adatta a tanti generi, però ecco, la cosa che accomuna più che altro questa versatilità è la mia visione personale, la mia cultura personale, è quella che rende comuni certe cose che anche appartengono a mondi distanti. L'hai sentito anche tu, ci sono brani di elettronica anche esasperata, cose più classiche, orchestrali, tradizionali, no? Però credo che il marchio di fabbrica sia quello, sia una visione, quindi una cultura. Io credo molto alla cultura poi personale di ognuno, no? Forgia uno spirito la cultura, forgia delle idee e forgia uno spirito, e ci aiuta ad affrontare la vita un po' meglio. Ma guarda, fondamentalmente. O un po' peggio, dipende ma che dipende anche dal carattere. Talvolta ti senti anche escluso, no? Però, guarda, c'è questo rischio, però comunque. Senti, allora, last question. Sì. Una canzone, visto che siamo noi legati a classic rock, però da molte radio, e visto che poi queste puntate vanno anche in radio, quindi non vedranno il tuo bel faccino e neanche il mio, soprattutto la pancia, ma qual è per te una canzone originale per film, quindi originale, non preesistente, non presa, riadattata, ma proprio originale, che ti è rimasta particolarmente nella memoria, che ti emoziona anche ancora oggi sentirla, o se ti capita di sentirla per sbaglio comunque ti crea una io ti cito una canzone, potrei citarne tantissime. Ovviamente non Moon River, perché ormai siamo sdoganati alla grande. Basta, Rimancini, esatto. Tutto rispetto. Bacharach. E io ti cito dal film D'amore ed anarchia di Lina Wertmüller, Canzone arrabbiata. Oh, che meraviglia, di Nino Rota. Te la cito perché oltre ad essere una bellissima canzone che poi incarna uno spirito di un'epoca, uno spirito di libertà, ancora molto attuale, emancipazione, anzi una canzone che andrebbe ripresa soprattutto adesso, in un periodo come adesso. Coverizzatela. Esatto, te la cito anche perché tu dirai che ogni tanto ti ricapita di sentire. Sì, mi ricapita di sentire, sai perché? Perché me lo chiede la mia compagna Lucia di cantare. Lei la canta molto spesso perché è anche una canzone legata a un certo tipo di teatro, no? Nino Rota era uno che aveva scritto anche per il teatro, quindi se non l'avete sentita, Canzone arrabbiata di Nino Rota in film D'amore ed anarchia di Lina Wertmüller, cantata da Anna Melato, da Anna Melato, la sorella di Mariangela, Melato, che è protagonista del film. Infatti, bellissimo, da ascoltare perché è un capolavoro di canzone, esatto, veramente. E quindi oltretutto credo che sia del 73, dei primi anni 70, che quando sono nato io. E tu sei giovane. Vabbè, quindi, siamo quasi coetanei. Quindi no, ti ringrazio, questa non l'aveva detta mai nessuno, quindi ti sei salvato in corner. Per fortuna. Anzi, come si dice l'angolo c'è tennis e c'è tipo il corner corrispettivo per il zona Cesarini. In zona Cesarini. Non esiste la zona Cesarini del tennis. Perché una partita di tennis potrebbe andare avanti all'infinito. Vedi? Teoricamente. Sì, perché non finisce mai. Perché il tie break può andare avanti all'infinito sino a quando uno non riesce a fare 2 punti più dell'altro, ma potrebbe non finire mai. Ci sono addirittura partite finite dopo 17 ore. Follia. Madonna mia, io che mi lamentavo del ciclismo. Tipo Mahler, una sinfonia di Mahler. Madonna, allora ringrazio Matteo perché è stato Buzzanga, che è stato veramente divertentissimo e piacevolissimo. Grazie a te, Massimo. Intanto a essere proprio di persona, personalmente con te, visto che siamo tutti 2 siciliani, quindi ce lo possiamo anche permettere. Tu di Catania e di Palermo. Vedi, io arancino e di arancina. Oh Santa Maria. Vabbè, ne parliamo dopo, ne parliamo la prossima volta. Intanto ti ringrazio, Matteo, veramente. E alla prossima occasione.